Nella giornata mondiale di prevenzione del suicidio, il 10 settembre, noi come ULSS 1 abbiamo deciso di parlare, abbiamo deciso di creare un'occasione di confronto tra volontari, tra associazioni, tra esperti della salute mentale e tra operatori del servizio di psichiatria di Feltre, proprio per iniziare una costruzione di un percorso. Quando si parla di suicidio parliamo di un fenomeno che non coinvolge solo chi lo agisce, ma coinvolge la famiglia e la comunità. Il suicidio è un'interruzione, qualcosa che va a interrompere una storia che ha una trama molto ampia e complessa. Proprio per questo motivo, per contrastare e prevenire questo fenomeno, noi dell'ULSS 1 abbiamo iniziato un percorso di conoscenza reciproca con il territorio e le associazioni, lanciando un'attività all'interno del nostro CSM che è l'attività proprio del dialogo con le associazioni. Una volta al mese infatti 3 operatori del servizio di salute mentale della psichiatria di Feltre incontrano all'interno del nostro CSM le associazioni per proprio dare spazio ad un'occasione di confronto, dare spazio alle proposte, dare spazio anche alle criticità. Una realtà così complessa si previene con la conoscenza. Deve essere però una conoscenza calata sul territorio e calata sulle storie personali delle famiglie che si trovano ad affrontare questi drammi. Un'altra azione molto importante, che noi riteniamo molto importante per contrastare il fenomeno della solitudine, soprattutto dei giovani, è quella di contrastare l'effetto di influenzamento dei mass media, soprattutto dei social. Spesso cogliamo che i social danno dei messaggi ambivalenti o totalmente negativi sul tema dell'aiuto, sul tema della salute mentale, identificando poi nella salute mentale qualcosa che di salute mentale proprio non ha le caratteristiche. Proprio per questo motivo, a partire da uno strumento terapeutico riabilitativo creato ad hoc all'interno del nostro servizio, a partire dai bisogni dei pazienti, ci siamo poi evoluti con uno strumento innovativo che è la creazione di un laboratorio podcast, creato proprio in ogni sua articolazione dal nostro gruppo giovani, che dà modo a questi pazienti di parlare, di raggiungere anche chi in quel momento non è presente al CSM per vari motivi, per riempire quegli spazi di solitudine con spazi di esperienze, spazi anche dove una persona, un giovane dice: guarda, anch'io sto provando la stessa cosa che magari in questo momento stai affrontando tu. Non è solo uno spazio dove ci si racconta, ma è anche uno spazio dove si forniscono strumenti per superare la crisi, strumenti per raggiungere il centro di salute mentale, strumenti per chiedere aiuto.